Non era levitato bene, non era soffice. Con questo giubbotto me ne vado rocker anni 80. Stai, tu solo mancava tu stasera. Buonasera, buonasera. Anzi, buongiorno, buonasera. Dipende dall'ora in quanto lo Buongiorno. Ora che ore sono? Diciamo l'ora di ora. Ora sono le 21:42 minuti. Vabbè, oggi presto abbiamo finito, dai. Vero? Oggi presto. Anche a mangiare. Presentati. Sì, prego. Piacere, io mi chiamo La Greca Domenica, ho 19 anni e recito con questa banda di pazzi da... Ritomo al contrario. Beh, tu sei una delle attrici storiche, praticamente sei una delle fondatrici, praticamente ci sei dalla notte dei tempi, Sì, quindi quando da ancora quasi era 5 anni ormai. Nella scorcia dell'uomo. Racconta il tuo personaggio senza anticipare nulla. Il mio personaggio, posso dire come mi chiamo? No, non No. lo puoi dire. Mi chiamo... Non lo può dire? Mi chiama? Si chiama Mimma lei, Domenica. No, vabbè, sì. Domenica Mimma per gli gli amici. amici. Chiamatela Mimma, vi prego. No. Vi prego, chiamatela Mimma. Comunque, Il torniamo. mio personaggio, è una figura un po' sempre in giro per la scena, forse un po' di poche parole, però in giro, Sciarrera suggeriscono. come dicono da dietro le quinte, abbastanza sciarrera. Però devo dire che mi donano che dire. Giusto, ci donano che Mi donano te. che dire e io ovviamente reagisco. Più di questo però non posso dire, è solo che sogno un pochettino sciarrera, ma c'è di peggio. C'è di vedete, peggio, c'è di peggio. Io vorrei far notare, tra l'altro, che Domenica è con le maniche corte e con il giubbotto. Cioè, non con le maniche corte, la canottera. No, la verità è che questi video sono montati. Io sono stata ripresa ad agosto. Calogero, che lo vedete da quest'altra parte, cavolo, il giubbotto, la maglietta con le maniche lunghe. Lui è stato ripreso il 5 novembre. Abbiamo fatto questa scena tempo Saluta, fa. saluta. Ciao. Chi voleste tutto di mio? Sempre Ganguieti, sì. È la verità. A sto orario. A sto orario, che ore sono? Le 21:43, quindi pochi minuti dopo quello che è successo là. Perciò presentati, Gioia la mamma. Io sono Sofia Guarneri e sono la new entry, una delle new entry della compagnia. Applauso, Picciotti, applauso. Dai! Racconta un po' di te. Di me? Sì. Di me? Che cosa fai? Non faremo la figura come ha fatto Miriam nello scorso video? Fare peggio di me è complicato. Ma devo dire di me o di me nella commedia? No, di te. E di me, che faccio? Passo le mie giornate a studiare. A sempre. studiare. E poi vengo qua e vengo a trovare questa maniata di pazzi che meno male mi fanno sbagliare i pensieri. Perciò racconta un po' il tuo personaggio senza far capire niente. Allora, il nome non lo posso dire. Il tuo sì, lo puoi Ma il dire mio perché è sì. diverso. Io mi chiamo Lucia all'interno di questa commedia e niente, mi ritrovo spesso a fare da complice nelle situazioni. Diciamo che sono anche abbastanza pettegola. Pettegola, sei anche una mezza tresca. Sì. Insomma, vedrete, non vi dico di più perché più che altro lo capirete quando verrete a vedere la commedia. Perché devono venire? Perché dovete venire, no? Perché Ok. se stavate pensando di non venire, non andiamo più d'accordo. Saluta. Ciao!